secondo canto è Ave Maria di Charles François Godot. Nasce a Parigi nel 1818, figlio di un pittore e di una pianista. Ha ereditato dalla madre la passione per il pianoforte, che la madre dava lezioni di piano per la necessità di queste, in quanto rimase vedova molto presto. Frequenta il conservatorio a Parigi, ma molto presto nasce in lui la passione di diventare compositore. Godot esercitò la sua attività musicale in diverse città, tra cui Roma, Vienna e Lipsia. Dopo un momento di crisi interiore, scrisse numerose opere sacre, tra cui la celebre Ave Maria, che rappresenta una preghiera alla Vergine stessa. Ora ascoltiamo Laura in Ave Maria. Grazie Laura.